Bene, eccoci qua e come vi avevo annunciato, ecco qua, sto gigionando con le grafiche. Stefano Veronese, meteorologo, ARPA Veneto, ok? Grazie di essere qui, cambio, come vi ho annunciato, di ospite perché dobbiamo capire il futuro. Ma prima andiamo a sentire comunque altre interviste realizzate oggi dai nostri colleghi inviati. Ecco qua. Da vecchio volontario della protezione civile mi sembrava il minimo di andare ad aiutare i volontari, magari con una motosega, visto che a casa ne ho più di qualcuna. Abbiamo liberato via Friburgo che era bloccata e non arrivavano pattuglie perché erano straimpegnate ovunque. Quello che è successo ieri è stato un grave danno per la città. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi, ma sicuramente i danni sono ingenti e le quantificazioni per quanto riguarda la parte pubblica le stiamo ancora calcolando. Per quanto riguarda le parti private, ovviamente la città, per quello che è stato il giro di telefonate tra assicurazioni e periti, i danni sono molto più pesanti di quello che apparentemente si vede. Faccio un esempio, c'è un condominio che apparentemente ha il tetto su, ma il tetto è stato di fatto sollevato e riposato, lo dico banalmente, quindi sono danni di verifiche strutturali perché vento a 110 all'ora è stata una cosa impegnativa. Noi abbiamo risposto a tutte le emergenze, entro la sera tutte le strade erano liberate ed erano tantissime, a parte piazza Castello perché l'albero era talmente grande che l'autogru, non essendoci pericoli immediati, hanno deciso di utilizzarla durante il giorno oggi, l'autogru dei Vigili del Fuoco. I Vigili del Fuoco vanno ringraziati come sempre per il grande sforzo, anche i volontari della protezione civile, in questo caso anche qualche componente della Giunta, la struttura della manutenzione e del verde. Poi ci siamo dovuti avvalere di anche ditte private per portare via le ramaglie che avevamo tagliato, che erano state tagliate. Devo dire che questa, almeno come assessore alla protezione civile, questo è stato anche un banco di prova, guardiamo l'unico aspetto tra virgolette positivo, di una calamità immediata, rapida, dove si doveva nel tempo dare risposte e mettere sotto pressione in un orario felice perché ha colpito magari meno, perché molte persone ovviamente, visto il tempo, non c'erano più e molte erano già in casa per la cena, però pesante perché il personale a disposizione chiaramente a una certa ora è il terzo turno, serale e notturno sono molti di meno, quindi reperibilità eccetera. Bene, abbiamo sentito l'assessore Saia e al telefono abbiamo già pronto il comandante Paolo Zanetti del Corpo Forestale dello Stato, responsabile naturalmente a Padova. Comandante, mi sente? Sì, la sento benissimo, buonasera a lei. Buonasera a lei, grazie di essere a nostra disposizione perché la so insomma impegnato. Allora io l'ho chiamata per disturbarla come al solito perché ho sempre bisogno di voi grandi esperti. Voglio capire di che natura sono questi alberi che sono caduti e se abbiamo sbagliato magari a piantarli, non lo so, se ci sono specie che magari sono più utili, più resistenti alla forza di questo vento, con radici più profonde, più ampie. A lei la parola. Sì, noi ci illudiamo spesse volte come genere umano di poter avere il governo e il controllo assoluto di tutte le dinamiche della natura. Purtroppo così non è. Terremoti piuttosto che nubifragi ci ricordano frequentemente Sì. che le problematiche sono un po' fuori dalla nostra portata e dalla nostra capacità di intervenire. Pensiamo d'altra parte a cosa sarebbero le nostre città senza un po' di natura, senza un po' di arredo verde, di arredo urbano, in termini di bellezza, in termini di ombra, in termini di salubrità, sarebbe impensabile. Però poi ne Abbiamo vediamo, sbagliato. ne vediamo i risultati, nel senso che la natura ha un modo di operare differente da chi crea l'arredo urbano, nel senso che ora capisco perché, ad esempio, ad Abano qualcuno stava sfalcidiando, potando tutti i vari pini marittimi, forse perché poi diventano delle vele. Esatto, perché poi quando ci sono questi fenomeni la cui singolarità penso che sia sotto gli occhi di tutti, assolutamente infrequenti, con tempi di ritorno ultradecennali e addirittura secolari,
sia in foresta nell'ecosistema più integro, sia tanto più nell'arredo urbano dove si creano anche dei fenomeni di mulinelli e di flussi di vento tra gli edifici assolutamente anomali, la situazione è difficilmente governabile. Cosa deve essere fatto in un ambiente urbano con il verde pubblico? Quello che viene fatto, anche il Comune di Padova ha fatto in questi anni, l'Ufficio Verde a quanto mi consta sta lavorando molto bene, con molta attenzione e continuità. Gestito il patrimonio del verde pubblico con attenzione, con cura e con continuità, vuol dire anche con continuità di risorse a disposizione per i tecnici che intervengono. Non ci sono scelte che possano mettere a riparo da questo rischio, il rischio zero non esiste, perché appunto l'imprevedibilità e la violenza degli eventi può essere Quindi tale che non il rischio cambia zero non comunque, esista. non cambia da Quello specie a che è stato specie. fatto su Padova è sicuramente una cura continua, che ha bisogno però di continuità di risorse e di continuità di interventi. Purtroppo abbiamo dovuto assistere a numerosi schianti e crolli di piante e sradicamenti. Non è che questo può continuamente insegnare qualcosa e migliorare il nostro approccio, però non esiste una soluzione definitiva. Se volessimo un Comandante, rischio... le chiedevo, Mi scusi se dica. la interrompo, quindi se io metto un salice o se metto un abete, un pioppo, un pino, comunque è imprevedibile lo stesso e quello che Guardi, io succede ho visto succede? piantarsi resinose, ho avuto modo stamattina di girare Padova, io ci vivo a Sì, Padova adesso, quindi ho vissuto in prima persona sì, anche l'evento, ho visto sradicate e schiantate conifere piuttosto che latifoglie, ho visto piante a foglia larga, piante foglia più lanceolata, più stretta, piante con apparati radicali fitolanti sì. e approfonditi nel suolo e piante anche con caratteristiche ecologiche diverse. È chiaro che nell'attività di impianto viene tenuto d'occhio quello che è la stabilità sicuramente, ma anche quella che è la possibilità che i luoghi urbani offrono in maniera limitata per poter radicare e insediarsi alle piante. È necessario, e su questo bisogna che siamo tutti concordi e coscienti, effettuare un sistema di gestione e manutenzione continua del verde urbano. Bene. E quindi anche le contrarietà che a volte vengono dall'opinione pubblica nel caso di interventi di gestione appunto del verde urbano devono essere un po' meglio meditate tante volte con la memoria di possibilità di pericolo per l'incolumità pubblica, perché eventi di questo tipo sicuramente statisticamente si ripeteranno nel tempo. Comandante, io la Quindi, ringrazio e la lascio ai suoi compiti. Grazie. grazie a lei, buona serata. A Buona voi. serata. A voi, perché so che sono lì per un intervento in montagna, ma non vi posso svelare insomma più di tanto. Allora, che fine ha fatto qui il... Eccolo qua. No problem, l'abbiamo recuperato. Allora, Stefano, ci sono voci appunto che andremo di male in peggio, sbaglio? Io ho già guardato un pochino ciò che il restante della settimana e non promette bene, però voi che già vi conosco dai tempi di TV7 alle 7 mi avete insegnato, Emiliano, non si può da oggi a fino a, che ne so, a giovedì, domenica, sabato, quello che è. Prego allora, la parola all'esperto mi viene da dire. Beh, la situazione va tenuta sotto controllo sicuramente per quanto riguarda questo tipo di fenomeni, quantomeno fino a giovedì, poi quindi fino a dopodomani. Poi la pressione tenderà ad aumentare e quindi avremo un minor rischio di fenomeni. In particolare domani su gran parte del Veneto fino a metà giornata la situazione sarà relativamente tranquilla, quindi una situazione prevalentemente soleggiata. Poi dal pomeriggio si ripresenteranno fenomeni di instabilità più probabilmente sulle zone montane rispetto alla pianura, però anche in pianura in ogni caso. E giornata abbastanza critica ancora lo sarà giovedì, perché un po' su tutto il Veneto ci saranno ancora rovesci e temporali anche intensi, perché avremo ancora un aumento dell'instabilità legata a questa depressione che ci sta interessando. Poi invece, come ho anticipato prima, da venerdì un aumento della pressione, quindi una minore probabilità di precipitazioni, anche se non si vedono ancora per il fine settimana una situazione completamente stabile. Era quello un po' che avevo visto, ma fenomeni così però no, vi prego, cioè, vabbè che non dipende da voi, però guardate che è stato veramente spaventoso. Guardate queste immagini del nostro Fabio Pinton che si è riparato appunto sotto al cavalcavia, caspita, è veramente spaventevole, ve ne mostro altre adesso, datemi soltanto il tempo di ritrovarle, ecco qua.
qui sempre, vediamo se parte, ecco qua, no, scusate un secondo, era la stessa, datemi soltanto il tempo, eccolo qua, voilà, prego. Questa è sempre la nostra zona, come potete vedere, e c'è di tutto, dai cassonetti agli alberi divelti per strada. Adesso si vedrà a breve, credo, un cassonetto, se non sbaglio, guardate l'onda d'acqua, guardate che roba. Cioè, è pazzesco, guardate quanta acqua poi per terra, e lo sapete, l'avete vissuto, ma noi non andiamo soltanto in Padova come segnale, quindi lo mostriamo ad amici, ad altre persone che seguono il gruppo editoriale TV7, che sia ieri sera che nella giornata hanno scritto nei nostri social: ma cosa è successo, ma state bene, guardate la cartellonistica, guardate cosa c'era in giro, guardate quanta acqua poi sollevava una macchina contro l'altra, guardate quel furgone là sulla destra, completamente ribaltato. È pazzesco, insomma. Quindi cose del genere in teoria non andiamo a riviverle. Beh, quando ci sono temporali hanno un margine di prevedibilità e un margine di imprevedibilità. E evidentemente adesso le energie in gioco tra ieri e oggi saranno un po' minori, quindi sostanzialmente sono previsti ancora temporali, ragionevolmente non della stessa intensità, però comunque purtroppo a livello di certezza dare al 100% la sicurezza che non si verificheranno fenomeni del Allora, genere. adesso una nota dolente per quanto vi riguarda. Quando abbiamo toccato, insomma, un po' di nuovo il fondo con tutte le esondazioni e tutte queste famose bombe d'acqua che tutti chiamano bomba d'acqua, vabbè, lascio, insomma... È un neologismo. Sì, ho capito, però, insomma, bomba d'acqua. E anche dal Paus si è messo a ridere, la massima espressione per quanto riguarda l'idraulica qui in Veneto, si è messo a ridere questa cosa della bomba d'acqua. E siete stati un po' additati come categoria. Io vorrei comunque rimarcare che è difficile effettivamente, nonostante la grande tecnologia a vostra disposizione, prevedere cose del genere. Sto sbagliando o è così? A voi la difesa. Ma più che difficile, se fosse solo difficile noi ci impegneremmo per fare, più che altro è impossibile, senz'altro pensate che per noi non abbiamo alcun interesse a sbagliare le previsioni perché naturalmente siamo i primi poi a subirne le conseguenze. È evidente che ci sono dei margini ancora di imprevedibilità legati sia a limiti tecnici, però in ogni caso anche se avessimo il massimo della tecnica a nostra disposizione, comunque a livello atmosferico non si può prevedere tutto e naturalmente noi facciamo delle previsioni molto localizzate e più si va sullo specifico, più i margini di errori sono elevati. Quello che voglio capire però è che avete grandi satelliti, grande tecnologia a vostra disposizione. Come mai è ancora comunque un po' una scienza, come stiamo dibattendo, tra virgolette incerta, passami questo termine? La meteorologia è una scienza ma anche un'opinione. È strano. Cioè, perché avete, ripeto, rimarco, dei satelliti, dei macchinari, delle strumentazioni pazzesche. Questa è la tangenziale, guardate che a breve ci saranno proprio gli alberi, non gli alberelli, proprio alberi sulla strada, sulla tangenziale. A breve vedrete le immagini, fanno paura anche perché comunque in tangenziale c'è un flusso di macchine importante. Guardate, a breve li vedrete arrivare sulla destra, sono sulla destra. Ecco qua, guardate che roba. Guardate che roba, che poi rischi l'incidente, perché se sei un attimo troppo sulla sinistra e anche gli altri arrivano sfrecciando, poi è un disastro. Prego. No, senz'altro la tecnologia che noi utilizziamo è la migliore disponibile, però in ogni caso, come ho detto prima, non possiamo avere la presunzione di avere sotto controllo La natura. la natura. La natura. E noi soprattutto partiamo con le nostre previsioni da dei dati che sono misurati e che intrinsecamente contengono degli errori. Quindi naturalmente poi quando si va di giorno in giorno a fare una previsione, è evidente che questi errori poi si amplificano ed è per questo che non si possono fare previsioni a tempi eccessivamente elevati. E ci sono delle situazioni in cui possiamo fare previsioni anche abbastanza precise con più giorni di anticipo e delle situazioni in cui il giorno stesso facciamo veramente fatica a dare il quadro della situazione e questo è proprio legato al fatto che non abbiamo
la possibilità di avere al 100% il polso della situazione, e quando ci sono situazioni come quelle che abbiamo vissuto oggi e nei giorni scorsi, veramente si rasenta anche l'imprevedibilità per certi aspetti, pur potendo dare un quadro della situazione abbastanza... C'è un altro fenomeno che vedo spesso colpire questa regione, o come diceva appunto il direttore Marco Monai, la pianura padana, il fatto della grandine. Vogliamo parlare anche di questo, che flagella logicamente, oltre le nostre auto, i poveri, insomma, agricoltori, rovinando tutto. Già ieri mi è venuto subito, oltre vabbè, il disastro personale e di tutta la cittadinanza, mi sono venuti subito in mente loro. Io ero lì che pulivo il balcone e dicevo, ma chissà le coltivazioni, ma chissà i capannoni, ma chissà, insomma, le varie serre saranno state strappate, portate via, e si erano appena rialzati. Senz'altro, beh, la grandine ovviamente è un flagello, e nell'imprevedibilità del temporale la grandine è il non plus ultra dell'imprevedibilità. Sono sempre fenomeni di bassa, alta pressione che vi sentiamo dire. La grandine è una manifestazione che può accadere, ma anche non può accadere, può non accadere all'interno del temporale. In particolare quando sono in gioco forti sbalzi di temperatura, tanto maggiori sono gli sbalzi di temperatura tra i bassi strati e gli altri strati, tanto maggiore può essere il rischio della grandine. Ma ci deve essere freddo tipo a bassa quota? Come funziona? Cioè l'acqua cadendo si ghiaccia e quindi si forma il... No, succede che quando ci sono forti contrasti termici tra i bassi strati, quindi dove fa molto caldo, e gli alti strati dove può fare molto freddo, l'aria calda che tende a salire dal basso verso l'alto e l'umidità, si formano nuclei di condensazione e praticamente l'acqua andando negli alti strati può congelare e quindi passare dallo stato liquido allo stato solido. E più aumentano questi fenomeni, più diventa grande Sì. diciamo, la noce che cade? Esattamente, la grandine è un processo di formazione ciclico, cioè si formano dei piccoli cristalli di ghiaccio negli alti strati che poi per gravità tendono a scendere, però se ci sono delle correnti che tendono a riportarli verso l'alto, si formano praticamente un ciclo in cui, infatti quando si guarda il chicco di grandine non è un blocco di ghiaccio come dire, compatto, ma è formato, è una specie di cipolla, diciamo, a livello estetico, se vogliamo dire, cioè è formato da più strati. Questi strati sono il risultato della continua andare su e giù negli strati alti. Allora, chiudiamo con una curiosità personale. Chiedo al nostro Giuseppe, che ha sostituito Dennis in regia, di darmi una mano se trova in internet al volo quel famoso cognome. Io mi ricordo anni fa c'era un ingegnere in quel di Imola che aveva inventato un sistema per far venire la pioggia o per far sparire tutto ciò che erano le nuvole. È fattibile una roba del genere? Non conosco l'ingegnere, quindi sarei interessato a sapere di Sì, cosa si guardate tratta. che è una storia che, se adesso mi viene in assist il nostro Giuseppe con il cognome, e mi ricordo che era odiato, eccolo che arriva, l'ingegner Ighina, andate a cercarlo. Lui aveva creato una specie di pala pazzesca che riusciva a far piovere o no, e mi ricordo appunto che quelli di Imola del circuito lo odiavano perché decideva lui se far piovere sopra il circuito o no. Era un ingegnere e c'è proprio un museo che lo riguarda. Però a detta, insomma, di Veronese, quindi di Stefano, non conoscevi questa storia. Non conosco, quindi Ok. non mi permetto di giudicare, naturalmente. Allora, bene, io adesso lancio il meteo e andiamo almeno a capire per quanto riguarda la giornata di domani come andiamo a finire, e successivamente sappiate che cambiamo l'ospite e parliamo con la responsabile della sala operativa della Protezione Civile di Padova. Restate con noi, non fate l'errore, insomma, di cambiare canale. Grazie a Stefano Veronese, meteorologo dell'ARPA Veneto, e ringrazio ancora una volta Marco Monai, direttore del servizio meteo, sempre della famiglia ARPA Veneto. Grazie, restate quindi sempre con noi e mi raccomando, non fate l'errore di cambiare canale perché abbiamo altre interviste e interventi importanti. Eccoci qua, voi tutti amici del Triveneto, ben ritrovati. Così come promesso ci sono stati dei fenomeni intensi, dei rovesci di pioggia, dei temporali, ci sono stati anche dei disagi, la situazione rimarrà pressoché immutata, quindi ancora alternanza tra schiarite, annuvolamenti e temporali. La situazione
non cambierà nemmeno nella giornata di mercoledì, tuttavia mercoledì sarà una giornata un po' più tranquilla, perché è vero al mattino ultimi rovesci di pioggia sui settori costieri, poi però tenderà a migliorare, cielo sereno poco nuvoloso, le nuvole cominceranno ad aumentare nel pomeriggio, quindi nella giornata di mercoledì al mattino abbastanza tranquillo, nel pomeriggio rovesci di piogge temporali ma sui settori alpini e prealpini. Non saranno coinvolti i settori pianeggianti, in serata possibile sconfinamento però dei rovesci di pioggia su zone pianeggianti, soprattutto verso il delta del Po. Andiamo a vedere le temperature minime stazionarie, anche le massime non faranno registrare cambiamenti significativi. Per ora è tutto, buon proseguimento di settimana.